Allora, eccoci qua, direi che siamo in live, quindi bentornati su Parresia. Speriamo che StreamYard, ecco, regga e che ci dia un segnale. Detto questo, allora, bentornato Andrea. Ti accolgo già così perché era da poco tempo in realtà che ci siamo lasciati. Detto questo, C'è un leggero sì, sì, ritorno, quindi no, tranquillo, attenzione, ovvio, non aprire non aprire quella la, porta. la live che sennò è un problema. Dunque, ti dicevo, ci siamo lasciati io e te con la setta degli assassini, oggi invece parliamo di tutt'altro e quindi di nuovo continuiamo il nostro viaggio nella guerra dei 30 anni e affrontiamo fondamentalmente forse la fase che è un po' un sogno bagnato di tanti storici militari modernisti specialmente, cioè la fase svedese che va dal 1630 al 1635. Quindi, insomma, fase di 5 anni molto densa, specialmente perché qui si affrontano un po' tutti i personaggi che in parte abbiamo già visto, già affrontato nelle live precedenti, quindi recuperatevele ovviamente. Grandi generali famosissimi che si scontrano l'altro e poi ovviamente il leone di mezzanotte o il leone del nord che dir si voglia, che fa la sua comparsa, ovvero Gustavo II Adolfo di Svezia, che interviene direttamente in Germania. Ora, detto questo, io ovviamente ti ringrazio per essere qui a parlarne con me in questa probabilmente lunga chiacchierata. Speriamo non così lunga, però insomma, di cose da dire ce ne sono perché è veramente densa di avvenimenti, di anche un bel po' di scontri e ovviamente non riusciremo a ricordarli tutti perché sarebbe veramente pazzia e follia, ma per questo vi consiglio di leggervi tutti i libri insomma, che sono stati scritti su tal materia, da Veronica Wedgwood a anche ovviamente il capolavoro, purtroppo ancora in inglese, Europe's Tragedy di Wilson, che secondo me è veramente un libro fantastico proprio che analizza completamente tutta la guerra in una maniera secondo me che forse solo gli anglosassoni riescono a fare. Detto questo, io a questo punto agevolo le slide che abbiamo preparato. Principalmente sono slide, ecco, con più immagini che testo, perché insomma diciamo che la didascalia di un'immagine la faremo noi e da questo punto di vista insomma iniziamo e quindi parliamo un po' dell'area del conflitto, quindi ti lascio la parola Andrea. Salutiamo il nostro amico Giulio Poggiaroni che ha commentato furbescamente: non si vede mai Gaspardo su YouTube. Che l'ultima volta sono stato protagonista proprio da lui. No, allora io volevo solo dire una cosa anche per diciamo chiarire un po' le idee che ogni tanto si confondono su questa materia. Allora sì, questa che noi trattiamo stasera viene chiamata convenzionalmente la fase svedese della guerra, però, piccolo spoiler, in realtà la fase svedese non esaurisce il contributo e l'impegno della Svezia al conflitto, perché in realtà poi la Svezia resterà parte belligerante fino alla fine, fino al 1948. Questa parte però viene addirittura fino al 1948 c'è stato un lapsus, mi sa, di almeno 300 anni. 1600 oddio che va bene, siamo ancora in fascia protetta Andrea. Comunque vabbè sì, c'è stato un piccolo lapsus, ma è il bello della diretta, però sì, hai ragionissimo Andrea. Scusate, hai ragionissimo perché la prossima fase che affronteremo il prossimo mese con Riccardo Mardegan è la fase francese, ma viene anche chiamata franco-svedese, proprio perché di fatto c'è questa alleanza tra questi due paesi che si sviluppa però proprio in questa fase che trattiamo oggi. Però effettivamente ora che mi ci fai pensare, il mio lapsus di prima non è stato proprio un lapsus, perché
questo evento dell'intervento svedese nella guerra dei 30 anni ha lasciato uno strascico che è durato fino al XX secolo nella Repubblica di San Marino, perché la Repubblica di San Marino al momento dell'entrata in guerra della Svezia nella guerra dei 30 anni fu in qualche modo costretta su punta di picca dalla Casa d'Austria a allinearsi con tutti gli stati italiani a sostegno di fatto dell'impero. E ovviamente i sammarinesi, guardando la mappa geografica, capirono che era più conveniente dichiarare guerra alla Svezia che non agli Asburgo, che erano geograficamente più vicini e che avevano tutte le capacità per fargliela pagare, e di fatto San Marino divenne formalmente parte belligerante nel conflitto, però poi tale rimase fino alla fine della guerra, non venendo però neanche invitata poi alle trattative, perché nessuno si ricordò dei sammarinesi, e di fatto lo stato di guerra tra la Repubblica di San Marino e il Regno di Svezia rimase fino al XX secolo, non mi ricordo più fino a che anno in realtà, 1900 e qualcosa, ma non tanti decenni fa, quando l'assessore della cultura della Repubblica di San Marino, andando a consultare gli archivi, si accorse di questa cosa, e allora poi si firmò anche il trattato di pace tra il Regno di Svezia e la Repubblica di San Marino. Se posso dirti, Andrea, comunque complimenti, perché in punta di tacco sei riuscita praticamente a ripigliare un lapsus e renderlo di fatto storicamente accettabile. Ma torniamo appunto a... E con questo sono diventato il Pelé della divulgazione di YouTube. Ma torniamo appunto alla parte di fatto più d'Europa centrale, quindi ovviamente del Sacro Romano Impero e dei territori anche asburgici. Quindi noi abbiamo qua quest'area di conflitto che, come vedete anche dai colori, ma l'abbiamo detto già in tante altre live, è, termine tecnico, un vero casino. Sì. Anche di alleanze contro alleanze, e quindi per la Svezia altrettanto riuscire ad allearsi con determinati potentati, tra parentesi con potentati anche che tendevano diciamo una certa neutralità, lo vedremo, specialmente perché due di essi erano oltretutto due principi elettori. Comunque ne parleremo, non volevo toglierti la parola, prego Andrea. No, nessun problema, ma anzi dialoghiamo, che è più efficace. Il dialogo piuttosto che la lezione frontale è sempre più efficace, e poi ci si corregge a vicenda, come abbiamo appena fatto prima, poc'anzi. Comunque sì, questa cartina diciamo che rappresenta un po' l'immagine satellitare, se vogliamo, dell'area di guerra, rappresenta quello che a quel tempo era ancora sarebbe rimasto fino in epoca napoleonica il Sacro Romano Impero Germanico, delimitato da questi confini tra virgolette approssimativi in viola che vedete qua. Ecco, come potete vedere, come diceva prima il nostro grande capo Al-Sabag, l'emiro Al-Sabag, il Sacro Romano Impero Germanico, tutto era fuorché una costruzione unitaria. Basti ricordare il fatto che alla dieta imperiale, che non era un Parlamento, era una sorta di concilio. Ecco, era un concilio per atto di fatto a cercare di dirimere le controversie tra le varie entità che in qualche modo nelle quali si suddivideva l'impero, siedevano qualcosa come 300 entità diverse tra città-stato, principi elettori, vescovi principi, duchi e chi più ne ha più ne metta. Peraltro una caratteristica di questo impero
impero, tra virgolette, questo condominio, chiamiamolo così, era che esso, proprio a causa della sua eterogeneità, era fortemente esposto alle influenze esterne, perché vi erano numerosi attori interni del Sacro Romano Impero Germanico che avevano però anche dei possedimenti che erano che si trovavano al di fuori di quelli che erano i confini imperiali, così come vi erano degli attori esterni i quali avevano in realtà del controllo su zone più o meno estese del Sacro Romano Impero Germanico. Infine vi erano delle entità che del Sacro Romano Impero Germanico facevano parte per via assolutamente virtuale. Due di queste che mi vengono in mente, poi se vuoi ne aggiungi qualcun'altra anche te, la Confederazione Vetica, che al tempo era già de facto indipendente, anche se poi de jure lo sarebbe diventata solamente con la pace di Westfalia, e l'altra era la Repubblica dei Paesi Bassi. Gli olandesi di fatto avevano già raggiunto la loro indipendenza dopo le guerre contro la corona spagnola, però formalmente facevano parte ancora dell'impero. E per quanto riguarda gli altri soggetti che avevo citato prima, noi possiamo ricordare il caso degli Asburgo d'Austria, i quali avevano anche i possedimenti nel Regno d'Ungheria, che avevano in qualche modo conquistato nel corso delle guerre interminabili contro la Sublime Porta, contro l'impero ottomano. Un altro esempio era il duca di Prussia, che era anche elettore del Brandeburgo, e lo vedremo, la casa degli Hohenzollern, i quali erano soggetti dell'impero del Sacro Romano Impero Germanico in quanto elettori di Brandeburgo, ma ne erano anche parzialmente indipendenti in quanto duchi di Prussia, territorio che loro avevano ereditato dall'ordine dei Cavalieri Teutonici. Altro esempio invece dall'altra parte, cioè di paese, di potenza esterna che aveva, anzi potenze esterne che avevano però profondi addentellati all'interno del Sacro Romano Impero Germanico, la Spagna. La Spagna, primo, che difatti la corona spagnola aveva possedimenti che si rifacevano ad essa all'interno del territorio del Sacro Romano Impero Germanico, per esempio il Bramante, quello che oggi, i territori che oggi costituiscono più o meno il Belgio, quindi le Fiandre cattoliche. Certo, perché era tutta la parte, l'abbiamo visto poi anche qualche giorno fa con la cosiddetta fase italiana, o meglio il teatro italiano, come per dirla giustamente, come Lo Basso e Beri, quindi recuperatevi anche questa live, perché c'era il cammino spagnolo e quindi questa lunga via importantissima per il Regno di Spagna, per appunto partire dal nord Italia e arrivare fino alle Fiandre. Tra l'altro recentemente... E infine il Regno di Francia, la quale aveva nel suo plurisecolare tentativo di espansione verso il confine, tra virgolette, confine naturale del Reno, aveva già, come si può vedere dalla mappa, aveva già dei territori, degli addentellati all'interno del territorio imperiale, nelle aree che oggi grosso modo sono rappresentate dalle aree dell'Alsazia, della Mosella, della Lorena, Strasburgo e compagnia cantante. Sì, tra l'altro ovviamente fortezze tipo quella di Strasburgo anche molto importanti, che successivamente alla guerra dei 30 anni, specialmente sotto
Luigi XIV sotto il Re Sole, saranno ovviamente molto importanti anche dal punto di vista militare e diciamo obiettivo primario, specialmente nei primi anni ovviamente del suo governo abbastanza bellicoso. Tra l'altro un altro attore che abbiamo visto però 2 puntate fa è la Danimarca stessa, che aveva l'Holstein, sì. ovviamente, Esatto. e che di fatto quindi questa fu uno dei, diciamo, motivi per cui iniziò a muovere guerra verso gli Asburgo d'Austria e ovviamente verso il Sacro Romano Impero. Detto questo, un'ultima cosetta così, perché molto spesso quando si parla di queste cose molti osservatori un po' svogliati tendono a derubricare questi rapporti asimmetrici tra i vari reami, ducati e potentati vari in Europa come niente più che diciamo curiosità limitate all'ambito accademico degli aficionados come siamo noi, ma in quell'epoca storica, cioè dal Medioevo fino alla prima età moderna, queste cose erano veramente importanti, veramente sentite. Vi basti pensare a quella che fu, facendo un grande balzo indietro, una delle cause della guerra dei 100 anni, laddove il re d'Inghilterra, che pure a quel tempo di fatto possedeva con tutte le aree sotto il suo controllo molta più terra e un potere più grande del re di Francia, però a causa dei rapporti feudali sui quali si sosteneva il mondo europeo in quel periodo, egli era anche vassallo, pur essendo re d'Inghilterra, egli era allo stesso tempo anche vassallo del re di Francia in quanto duca di Normandia e della Guascogna. E riprendendo anche la questione proprio inglese, molto più tardi avremo tra l'altro pure l'Hannover, che è un'altra parte interna al Sacro Romano Impero, e poi la dinastia regnante inglese fino almeno alla regina Vittoria compresa, saranno appunto di quella dinastia e avranno ovviamente possedimento di fatto di quella zona. Comunque, insomma, come potete notare, è veramente un contesto geopolitico e storico veramente, veramente ostico, il Sacro Romano Impero. Ma a questo punto, Andrea, guardiamo anche l'altro, diciamo, protagonista, che è appunto il regno svedese o impero svedese comunque, e per l'appunto anche quanto contava all'interno del contesto del Mar Baltico, perché poi, insomma, questo fu anche uno forse dei primi obiettivi dello stesso Gustavo Adolfo, cioè avere un dominio bello prestante sul Baltico ai danni oltretutto di Russia da una parte, la Polonia ovviamente di cui parleremo, e anche la Danimarca-Norvegia, specialmente ricordiamoci anche che ci fu pure la guerra di Kalmar e lui stesso, tra parentesi, ereditò da suo padre praticamente 3 conflitti che dovette un attimo cercare di dirimere. Sì, allora diciamo che questa cartina che voi vedete sullo schermo rappresenta quella che è stata l'evoluzione territoriale della Svezia in tutto il periodo tra il 1560 ed il 1815 con il congresso di Vienna. Poi all'interno di questo grande periodo storico, la fase compresa tra il 1611, quindi l'anno dell'ascesa al potere di Gustavo II Adolfo, ed il 1721, quindi l'anno della fine della Grande Guerra del Nord,
rappresenta un po' quello che convenzionalmente viene chiamato o la meteora svedese o l'impero svedese, quindi il periodo in cui la Svezia era, quantomeno a livello militare, la forza più importante, di sicuro nell'Europa del Nord, forse anche nell'Europa in generale, al netto della potenza francese. Comunque diciamo, quello che noi osserviamo è che già prima dell'ascesa di Gustavo Adolfo e poi soprattutto nel corso del suo regno e dei suoi immediati successori, la Svezia arrivò a creare un vero e proprio impero territoriale ma soprattutto commerciale nell'area baltica. L'obiettivo fondamentale degli svedesi era quello di raggiungere la supremazia e il controllo delle aree commerciali attorno al mare ghiacciato, in opposizione prima di tutto alla Danimarca, dalla quale la Svezia si era separata precedentemente, e poi le potenze al sud la Polonia e a est il nascente impero russo. Le ragioni per le quali la Svezia si fece coinvolgere nella guerra dei 30 anni furono essenzialmente due. Primo, per poter portare avanti dal lato tedesco anche questa politica e riuscire quindi anche a eliminare o quantomeno a controllare la concorrenza delle città della Lega Anseatica, in qualche modo portarle sotto la propria protezione. E secondo, perché comunque la corona svedese, la quale aveva anche per un certo influsso scozzese virato decisamente nel campo protestante, non poteva perdere l'occasione per andare a colpire i cattolici nella loro tana e in quello che era il loro campo di battaglia principale, anche per indebolire per via laterale la Polonia, che era la vera potenza cattolica in ascesa, perché la decadenza spagnola era già iniziata da un pezzo. L'Austria non aveva ancora in quel periodo storico iniziato quell'ascesa che poi l'avrebbe portata alla vigilia delle guerre napoleoniche a rivaleggiare con la Francia. Il vero problema il vero astro nascente nel mondo cattolico era la Rex Pospolita, cioè la confederazione polacco-lituana, con la quale peraltro la Svezia aveva anche un problema grave di natura dinastica che vedremo tra poco. La parola a te, se vuoi aggiungere. Sì, guarda, tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, perché nelle zone che hai menzionato, specialmente quelle d'area tedesca, noi abbiamo pure il Mecklenburgo. Il Mecklenburgo era stato dato, tra parentesi, già dalla fase danese fondamentalmente, se non ricordo male, proprio a un altro dei protagonisti che qua nel periodo dal 1630 fino almeno al 1632 sarà assente, ed è Wallenstein, che diciamo inserì anche ovviamente suoi uomini all'interno di quel territorio. Ora, quello che vedete in verde praticamente, dove c'è Sacro Romano Impero, a nord fondamentalmente del Sacro Romano Impero, quella è una piccolissima in realtà zona del Mecklenburgo, e quindi di conseguenza interessava molto Gustavo Adolfo, perché serviva anche una testa di ponte, e poi vedremo quale sarà ovviamente quella testa di ponte. Però ecco, questo penso che sia un ulteriore punto che dovevamo porre in essere. Venendo appunto alle problematiche dinastiche proprio tra Polonia e Svezia, eccolo qua. Questo è un po' l'antefatto, cioè le guerre polacco-svedesi. La guerra specialmente polacco-svedese, ce ne sono tante, ma sì, la guerra polacco-svedese
che noi trattiamo inizia appunto con il papà, in realtà, di Gustavo Adolfo, cioè Carlo IX di Svezia, dinastia Vasa, e Sigismondo III, sempre dinastia Vasa. Ora il punto è che entrambi all'inizio sono protestanti, ma Sigismondo arriverà praticamente a convertirsi al cattolicesimo perché fu eletto fondamentalmente a capo della Confederazione Polacco-Lituana. Però non rinunciò mai al suo voler anche, diciamo, sedersi al trono di Svezia e quindi unire di fatto questi due territori in un unico regno. Chiaro è che però gli svedesi non erano molto per la quale con questo intento di Sigismondo, tant'è che ovviamente dissero: ma tu ti sei convertito di fatto al cattolicesimo, non puoi sederti ora sul trono di Svezia, e quindi posero sempre della dinastia Vasa, come ho detto, Carlo IX al trono. Poi dimmi se, fermami se sto dicendo qualche corbellino. No, sì, allora, sì, volevo dire ai tuoi fedain che ci stanno seguendo che noi non indulgeremo in atti di sadismo parlando anche delle guerre polacco-svedesi, perché queste rappresentano un'altra tematica che magari tu stesso sviscererai in future live, in future serie. Però sì, giusto per capire quello che è stato l'antefatto che poi ha portato di fatto Gustavo Adolfo in Germania, la prima immagine che voi vedete a sinistra rappresenta quello che era lo stendardo della dinastia regnante in Svezia. La Svezia era stata per lungo tempo colonia d'altri. Infatti fu nel 1523 che la Svezia tornò a essere un regno indipendente. Prima essa faceva parte della cosiddetta Unione di Kalmar, questo grande impero del nord che durò 126 anni, se non ricordo male, e che comprendeva i territori di tutti quelli che oggi noi chiamiamo paesi nordici e non solo. Però questo era un regno che era fortemente dominato dai danesi. Nel 1523 gli svedanzi, in realtà un po' prima, gli svedesi si ribellarono ai danesi sotto la guida del nobile Gustaf Eriksson, appartenente alla famiglia Vasa, la famiglia nobiliare Vasa, di cui stendardo potete vedere, e costui inaugurò questa nuova dinastia, la quale continuò poi con i suoi figli Eric XIV e Giovanni III, per arrivare poi a quello che tu hai citato, a Sigismondo III. Sigismondo III era figlio Sigmund Johansson, come era prima di diventare re, era figlio di Giovanni III, però da parte di mamma lui apparteneva anche alla famiglia degli Jagelloni, la casa regnante della Polonia. Essendo stato fortemente influenzato dalla madre, Sigismondo III si riteneva un polacco. Lui fu un polacco per tutta la vita. Fu anche uno zelota dal punto di vista religioso come pochi altri nel periodo storico. L'unica ragione per la quale non partecipò alla diciamo convintamente alla guerra dei 30 anni fu, primo, per la cronica instabilità interna del suo regno, secondo perché comunque aspettava l'occasione giusta per riprendersi la Svezia, occasione che non arrivò mai. È interessante il fatto che lui e Gustavo Adolfo morirono nello stesso anno, e questo è una delle più interessanti coincidenze della storia. E poi perché la Polonia era perennemente pressata dai nemici russi a est e ottomani a sud.
Però nel 1598 i suoi sudditi svedesi si ribellarono a lui e a causa appunto della sua virata fortemente cattolica, e posero al trono della Svezia Carl Gustafsson, che era un altro figlio del fondatore della dinastia, che divenne re col nome di Carlo IX, e fu lui il padre di Gustavo Adolfo. Quindi Carlo IX era zio di Sigismondo III e padre di Gustavo II Adolfo, il che rendeva Gustavo II Adolfo e Sigismondo III cugini diretti. Tra l'altro io volevo aggiungere anche un'altra cosa, come insomma si andò un po' a dirimere tutta la questione, perché il punto è che già sotto Carlo IX il figlio Gustavo Adolfo era già comunque stato addestrato non solo all'arte militare ma anche all'arte di governo, tant'è che fondamentalmente quando morì il padre nel 1611 lui era già pronto, perché aveva già partecipato a molti consigli di guerra, anche alcune battaglie egli stesso, e in più con una dispensa di fatto, lui aveva 17 anni, riuscì comunque già a governare, ad essere proprio in pianta stabile sul seggio svedese, sul reale seggio svedese. Nel 1629, tra l'altro, avvenne di fatto una tregua tra i due paesi, la cosiddetto trattato di Altmark o tregua di Altmark, dove praticamente, e proprio in questo modo, Gustavo Adolfo riuscì a tenere buono di fatto Sigismondo III Vaso, con uno scambio anche di fondamentalmente concessioni territoriali, tra cui un'odierna parte della Livonia in favore, che sono i degli svedesi proprio, e liberarsi di fatto da questa guerra per poi poter occuparsi anche da un punto di vista economico e anche da un punto di vista proprio logistico, da un punto di vista militare e quant'altro, della guerra dei 30 anni di fatto, e quindi iniziare a porre l'attenzione e lo sguardo verso il nord della Germania. In più facendo anche un'abile mossa, adesso io cambio slide perché stiamo parlando di fatto di lui, facendo anche un'abile mossa, iniziando ad utilizzare molto la propaganda interna al contesto del Sacro Romano Impero per di fatto da una parte far tremare i cattolici, dall'altra infondere tanta speranza invece nei protestanti, che appunto credevano a questa appunto profezia del leone che sarebbe arrivato dal nord e avrebbe di fatto reso giustizia ai protestanti. E non solo, lui si pose non tanto come un conquistatore di buona parte magari dei territori del Sacro Romano Impero, quanto di fatto come un liberatore in realtà, e un personaggio che avrebbe tutelato di fatto le libertà tedesche. Questo il modo in cui si poneva appunto alle popolazioni dei vari potentati tedeschi. Quindi questo già secondo me è una cosa estremamente importante da dire di Gustavo Adolfo, che in qualche modo lo pone come anche un personaggio che, voglio dire, è stato forgiato non solo dalla guerra ma anche dalla stessa politica per fare un lavoro anche abbastanza sporco a volte, no? Così, però con una certa come dire, raffinatezza certe volte. Che dici? Sì, diciamo che per quanto riguarda le profezie, tendenzialmente nei momenti di grande crisi c'è sempre spazio per i profeti millenaristici che sguazzano un po' in queste situazioni. C'era effettivamente questa diceria, non la chiamerei neanche profezia, secondo la quale sarebbe arrivato dal nord, non si sa bene da dove,
perché Nord è abbastanza ampia come definizione, una potenza che avrebbe in qualche modo vendicato le atrocità che fino a quel momento i protestanti avevano subito in Germania. Non è chiaro se effettivamente fosse un'idea di Gustavo Adolfo, quella di utilizzare a scopo propagandistico questa diceria, oppure gli ambienti della corte svedese o i suoi stessi alleati in territorio tedesco. Di sicuro gli ha fatto comodo, senza alcun dubbio, perché gli esseri umani vivono anche di immagini, di simboli. Molto spesso gli uomini muoiono per le idee, anche se sono sbagliate. In questo caso la propaganda regia e la propaganda pseudo-religiosa gli ha dato una mano, senza alcun dubbio. Ecco, proprio all'interno di fatto della sua corte, specialmente nel rango militare e anche politico di amministrazione, abbiamo un po' questo purpurri di giovanotti, i suoi compagni di bevute. Cioè, fondamentalmente, in primis, credo che sia estremamente importante menzionarlo, anche perché difficilmente nella manualistica, ogni tanto ritorno con questa storia della manualistica, nella manualistica di storia moderna, il nome di Axel Oxenstierna è difficile che venga fuori. Perché? Perché lui fu di fatto il cancelliere del regno svedese e fu di fatto colui che, oltre ad amministrare il regno di Gustavo Adolfo, nel momento in cui Gustavo Adolfo venne a mancare, prese di fatto le redini della guerra in campo svedese. Quindi di conseguenza è molto importante Axel Oxenstierna, perché poi lo vedremo, specialmente non solo ovviamente in questa fase, ma anche nella fase successiva, quella francese o franco-svedese, per poi anche comparire durante gli accordi di Westfalia. Tutti gli altri invece sono suoi generali, proprio Johann Baner, Lennart Torstensson, che poi si vedrà specialmente Torstensson nella fase successiva, se non ricordo male, Andrea, e Gustav Horn, che ovviamente è uno dei protagonisti insieme allo stesso Gustavo Adolfo di Breitenfeld, quindi anche lui ovviamente, tra l'altro lui sarà anche colui che insieme di fatto a Gustavo Adolfo, sempre a Breitenfeld, riuscirà di fatto a compensare la mancanza di truppe sassoni. Sì. E questa è una cosa che vedremo comunque poi con le mappe. E ecco, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no passo alla prossima slide, Andrea. Sì, allora diciamo che in realtà sono stati tanti gli uomini, esattamente come tanti sono stati protagonisti della guerra dei 30 anni, ci sono stati anche tanti uomini importanti alla corte e nelle forze armate del Regno di Svezia che hanno influito nella storia di Gustavo Adolfo. Io ho scelto un po' questi 4, ho fatto una cernita. Primo per il fatto che comunque questi hanno avuto anche un ruolo dopo la morte del re, e perché in qualche modo rappresentano tutti quanti degli spettri diversi che su cui diciamo hanno lasciato il segno, perché il primo che vabbè, noi lo chiamiamo Oxenstierna, però la pronuncia svedese credo sia Oxenstierna o qualcosa di simile, però vabbè, è abbastanza complicata. Io purtroppo lo svedese non lo conosco, quindi mi affido eventualmente ai tuoi fedain che sono di origine svedese, a coloro tra i tuoi fedain che sono di origine svedese. Comunque lui non è stato un grande comandante militare, però se vogliamo è stato un po' quello che
e lui ha svolto lo stesso compito che svolse nella Macedonia di Alessandro Magno Antipatro, cioè lui continuò a governare il paese in assenza del re, fu il suo luogotenente reale e colui che mantenne in qualche modo aperte le retrovie. E successivamente, in quanto governatore della Pomerania, riorganizzò anche i territori che erano sotto temporanea controllo militare svedese, e fu anche un eccellente diplomatico, perché in realtà molte delle iniziative diplomatiche del Regno di Svezia furono frutto della mente sua, di Oxenstierna, non di Gustavo Adolfo. Fu anche lui il principale interlocutore del cardinale di Richelieu, che divenne poi protagonista dopo, nella fase successiva della guerra. Cosa interessante, lui non fu entusiasta dell'entrata in guerra della Svezia nella guerra dei 30 anni, quindi inizialmente lui si oppose a questa decisione del re, adeguandosi in qualche modo di malavoglia. Però dopo la morte di Gustavo Adolfo si rifiutò di sganciare la Svezia dalla guerra, e anzi mantenne la Svezia all'interno della guerra fino alla fine, proprio per far sì che il paese comunque riuscisse a ottenere quei risultati dei quali aveva bisogno per giustificare anche agli occhi della nobiltà del paese un tale dispendio di uomini e di denari. Diciamo che lui è stato, secondo me, il prototipo dello statista moderno. Sì. Non che non ci siano stati anche nelle ere precedenti dei grandi uomini di Stato, pensiamo a Giulio Cesare, giusto per citarne uno, ma lui è stato, secondo me, il prototipo dello statista come lo intendiamo nel mondo di oggi, anche come costruttore di una burocrazia, perché molte delle riforme burocratiche e in parte anche militari del Regno di Svezia portano il suo nome, assolutamente. Allora, guarda, un altro assente che tu non hai messo, secondo me anche giustamente, e forse è il carattere, passami il termine, un pochino più esotico del fronte, diciamo, della parte svedese, è la parte scozzese. Da Leslie. Perché? Perché erano parecchio meravigliati anche, insomma, gli abitanti del Sacro Romano Impero, o comunque dei territori del Sacro Romano Impero, a vedere Gustavo Adolfo, che una volta, insomma, attraversato il Baltico, messo piede praticamente in quei territori, si vede circondato da fanteria scozzese comandata da Leslie, e non solo, tra l'altro, pure cavalleria finnica, quindi finlandesi, che oltretutto c'era altrettante dicerie e propaganda che si pensava che questi praticamente, tipo come Thranduil nello Hobbit, cavalcassero le renne, cioè quindi era un po' una cosa un po' esotica, sia gli scozzesi che ovviamente i finnici. Ma oltre a tutti gli uomini del re, vediamo anche, tu qua questi tre li hai chiamati finti amici, e diciamo fuori live abbiamo un pochino discusso su questa cosa, forse sarebbe il caso appunto dirla, perché in realtà due ne siamo abbastanza certi, ma Guglielmo V d'Assia-Kassel di fatto fu uno di quei landgravi, fondamentalmente, che era l'unico che apertamente si schierò ufficialmente dalla parte di Gustavo Adolfo contro l'impero e contro Ferdinando II d'Asburgo, mentre invece gli altri due rimanevano sempre in una sorta di neutralità. Giovanni Giorgio I di Sassonia, figuriamoci, cioè io è da inizio di questa serie che continuo a dire che è un personaggio abbastanza ambiguo, che per quanto protestante, come anche Giorgio Guglielmo di Brandeburgo, unici allo stato attuale due principi elettori rimasti
di confessione protestante, però sempre molto neutrali e sempre comunque di fatto a strizzare l'occhio a Ferdinando II. Mentre invece Guglielmo V da Hesse-Kassel è già qualcuno di diverso. Ecco, magari parliamone un pochino. Io penso di aver già introdotto parecchie carne al fuoco, però non lo so, Andrea, tu che ne pensi? Sì, allora diciamo che io ho fatto un po' il furbo, nel senso che questa è stata una citazione volutamente eye-catching, come si dice in inglese, fatta apposta per stimolare un po' la curiosità del pubblico. Sì, allora Guglielmo V d'Assia-Kassel è stato in realtà un fiero sostenitore della politica di Gustavo II Adolfo. Quanto poi sia stato efficace la sua azione, questo è diciamo argomento per un'altra live, perché lui in realtà fu colui che ne uscì con le ossa rotte da queste imprese. Giovanni Giorgio I di Sassonia e Giorgio Guglielmo di Brandeburgo invece furono, come dici te, dei personaggi molto ambigui nella situazione che noi stiamo analizzando. Peraltro Giovanni Giorgio I fu anche colui che poi alla fine nel 1635 con il cosiddetto Trattato di Praga di fatto inflisse un colpo mortale alle ambizioni svedesi di arrivare a controllare la Germania. Tra i tre, diciamo, quello che io ho trovato più affascinante è stato Giorgio Guglielmo di Brandeburgo, perché da un lato lui era imparentato con Gustavo Adolfo di Svezia, perché egli Gustavo II Adolfo ne aveva sposato la sorella. Pochi si ricordano però la moglie di Gustavo Adolfo, cioè Maria Eleonora di Brandeburgo, era sorella dell'elettore di Giorgio Guglielmo. Quindi teoricamente e inoltre Giorgio Guglielmo, trovandosi di fatto stretto tra varie potenze cattoliche, tra le quali la Polonia da un lato e gli stessi territori di Wallenstein dall'altro, era quello che in qualche modo da un lato ci avrebbe avuto più da guadagnare nel sostenere le ambizioni svedesi, le quali avrebbero potuto in qualche modo allentare la pressione che lui aveva tutto attorno a sé, ma dall'altra parte, se l'impresa di Gustavo Adolfo fosse andata male, avrebbe avuto tutto da perdere. Ecco perché lui continuò sempre a mantenere una certa diplomazia parallela con Sigismondo III di Polonia, Lituania, e con l'imperatore Ferdinando II per cercare in qualche modo con lo stesso Gustavo II Adolfo, per riuscire a ottenere il massimo dalla situazione. Però sì, diciamo che se io dovessi fare una sorta di in qualche modo bilancio complessivo di quello che è stato il ruolo storico degli alleati, tra virgolette, degli svedesi, della Svezia nella guerra dei 30 anni, non credo, degli alleati tedeschi, non credo che loro ne uscirebbero in una luce molto positiva. Ben più incisivo e importante per la Svezia fu la Francia. Assolutamente sì. Tra l'altro, altro invece
non so se considerarlo un finto amico, perché in verità spalancò le porte quasi senza colpo ferire allo stesso Gustavo Adolfo, era Bogislavo XIV, cioè colui che era a capo del dominio di Pomerania, che fu una ottima base oltretutto per la Svezia, impaurito più che altro dal comportamento che poteva assumere il regno di Svezia e Gustavo Adolfo in sé all'interno della Pomerania, strinse accordi, disse guarda, lasciami stare, non crearmi problemi e specialmente non creare problemi alla popolazione e al mio dominio, ti apro le porte. E di fatto il problema è che facendo questo atto la Pomerania era quasi come inglobata fra un po' nel regno di Svezia per l'epoca, quindi ovviamente insomma è stata una situazione parecchio particolare. Detto questo, invece parliamo, ecco, qua abbiamo tre personaggi che forse non hanno nemmeno bisogno di presentazioni. Due di questi li abbiamo visti e rivisti già durante tutta la serie, ovvero Johann Sekles, cioè il conte di Tilly, Albrecht von Wallenstein e Gottfried Heinrich von Pappenheim. Ecco, quest'ultimo ovviamente era a capo della cavalleria di fatto asburgica, o meglio, più che asburgica, forse è meglio dire della cavalleria della Lega Cattolica, più che altro, la Lega Cattolica e anche imperiale. Albrecht von Wallenstein praticamente era a capo fra un po' di tutto l'esercito, riuscì grazie a tutte le varie fasi precedenti a costruirsi di fatto un dominio all'interno del Sacro Romano Impero. Questo ovviamente, specialmente con l'affidamento del Mecklenburgo, tra l'altro ricordo sempre che a pagamento di tutta la sua di tutto il suo impegno a reclutare costantemente uomini e addestrarli a sue spese, oltretutto, per l'imperatore Ferdinando II, ovviamente questo però, diciamo, fece scaturire diverse frizioni all'interno dei consiglieri di Ferdinando II, che appunto arrivarono praticamente a convincerlo a di fatto licenziarlo nel 1630 dall'esercito. Questo ovviamente fu, come ho detto anche all'inizio live, un colpo di fortuna per lo stesso Gustavo Adolfo. Perché? Perché fino al 1632 non lo vede di fatto scontrarsi direttamente, e parliamo di una testa di serie, Albert von Wallenstein. Tilly invece Tilly è un'altra situazione ulteriore. Abbiamo un personaggio che era a capo dell'esercito della Lega Cattolica, di stampo prettamente bavarese, quindi sotto Massimiliano I di Baviera, altro nemico, devo dire, successivo di Gustavo Adolfo, e di fatto con il licenziamento di Wallenstein divenne un po' lui il capo dell'esercito imperiale dell'epoca di questa fase, quindi di conseguenza anche gli scontri che ebbe sul campo più volte, oltretutto contro gli svedesi di Gustavo Adolfo, se ne racconto ne racconteremo presto. Io adesso ho dato questa panoramica perché mi sembra anche interessante darla, e faccio un piccolo spoiler: tutti e tre, ma anche Gustavo Adolfo in realtà, questi personaggi all'interno della fase svedese moriranno, cioè troveranno praticamente quello che stavo per dire io. tutti, chi in battaglia, chi assassinato, vedete ovviamente Legacy Wallenstein da questo punto di vista nel 34, insomma tantissime personalità che abbiamo imparato di fatto a conoscere durante questo lungo cammino, ci lasceranno le penne. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, tra i tre il più interessante è quello che ha lasciato, che ha colpito anche più l'immaginario dei contemporanei, fu senza dubbio Albrecht von Wallenstein. Diciamo che
del quale peraltro io ebbi modo di parlare in una delle puntate di Clash of Generals del nostro comune amico Gioele Sasso della Biblioteca di Alessandria. In quell'occasione io definii von Fallenstein come una sorta di Berlusconi della guerra, del periodo dell'Europa e del periodo. Perché? Perché utilizzai questa immagine anche un po' alcuni potrebbero dire obbrobriosa, ma perché è esattamente come una sorta di novello, poi ovvio che si tratta di due persone totalmente diverse, un uomo che ha segnato la storia dell'arte militare e un altro invece che ha caratterizzato la storia economica e un po' diciamo dello spettacolo e della cronaca rosa invece dell'Italia in anni recenti. Però devo dire che il sapiente utilizzo che Wallenstein fece della propaganda in quel periodo storico contribuì a creare una immagine quasi sibaritica attorno a sé che colpì molto i suoi contemporanei, perché Wallenstein riuscì a essere un grandissimo generale e un grandissimo trascinatore di uomini. Da questo punto di vista il suo carisma lui non era un semplice comandante, lui era un dio per i suoi soldati, a un livello prossimo a Gustavo II Adolfo. Ma a differenza della diciamo del chiamiamo così pietismo quasi puritano che caratterizzava Gustavo Adolfo, ma se vogliamo anche De Tilly, che era un cattolico ma si diciamo guadagnò il soprannome di monaco in armatura per il suo stile di vita, il suo ascetismo, in parte condiviso anche da Graf von Pappenheim. Pappenheim lui era proprio uno zelota dopo la sua conversione al cattolicesimo, era tra l'altro era sì. No, scusami, no, finisci. Perché... No, era l'equivalente cattolico di un moderno jihadista, se vogliamo, ma Fallenstein, rispetto agli altri due e a Gustavo Adolfo, era di tutt'altra lega. Lui godeva della vita e non si vergognò mai di atteggiarsi a satrapo, potremmo dire. Non lo so, vedo moderno, noi tenderemmo a ricollegare a un VIP del mondo dello spettacolo che non a un uomo d'arme, perché gli uomini d'arme tendenzialmente nel passato ma anche nel presente hanno degli stili di vita frugali. Wallenstein no, lui era totalmente diverso e proprio attorno a questo aspetto lui ha creato il suo mito. Sì, tra l'altro godete talmente tanto della vita che, e anche di fatto dei soldi per matrimoni molto fortunati, grandi accordi con Ferdinando II. Tra l'altro lui era anche malato un po' di gotto, un po' di malaria, non gli era mai passata, per esempio, comunque mal curata. Von Pappenheim, alta curiosità, nelle prime fasi di fatto della guerra dei 30 anni, quindi parliamo della fase boemo-palatina, lui, tra parentesi, ci ha quasi lasciato la pelle, cioè fu quasi dato per morto, mi pare proprio durante
battaglia della Montagna la Bianca, Montagna Bianca, mi pare. fu ferito 14 volte, credo. Esattamente, alla fine riuscì comunque a sopravvivere, e da lì il suo anche soprannome di lo sfregiato, la cicatrice von Pappenheim, cioè, quindi insomma, ovviamente di fatto, voglio dire, i segni delle battaglie lui se li portava addosso. Ovviamente questo significava tanto prestigio da un punto di vista propagandistico e tanta fama che comunque aumentava. E detto questo, ci furono alcuni momenti, solo un piccolo, ci furono alcuni momenti della guerra dei 30 anni, se non ricordo male, in cui Wallenstein aveva un tesoro personale che credo eccedesse anche quello dell'imperatore. ma era così perché le casse dello Stato continuavano ad essere fondamentalmente vuote, tant'è che fu proprio Ferdinando II che, non avendo di fatto soldi per pagare Wallenstein, dice: senti, ti do queste espropri anche durante la fase boemo-palatina, gli espropri territoriali li do a te. Sì, infatti, ma anche perché Wallenstein, innanzitutto, a differenza di Gustavo Adolfo, lasciava spesso e volentieri i suoi uomini saccheggiare. Lui non aveva tanti problemi. E secondo, si prendeva la percentuale. Cioè, una parte di ciò che i suoi soldati saccheggiavano veniva data a lui. Non mi ricordo più quanta parte, però, ma l'avevo letto in preparazione alla puntata da Gioele. Però sì, diciamo con una frase, Wallenstein ha dimostrato nell'accumulare ricchezza la stessa abilità e scaltrezza che ha dimostrato sul campo di battaglia, e di questo bisogna dargli atto. Quel boemo è stato di un genio incredibile. Poi sì, matrimoni giusti, vedovo 2 volte con 2 donne ricche che gli hanno permesso poi di incamerare le ricchezze delle mogli defunte. Ma infatti è stato, da questo punto di vista, bravissimo, perché non si può dire altro. Tra l'altro è interessante che tu abbia citato proprio la puntata che hai fatto di Clash of Generals, perché analizzavi von Wallenstein, io invece analizzavo Gustavo Adolfo in un'altra puntata, quindi insomma ci ritroviamo ora qui ad analizzare entrambi, quindi interessante come cosa. Senti, adesso qua arriviamo di fatto alla ciccia, cioè il buon Gustavo Adolfo di fatto aveva bisogno innanzitutto di uomini, e per avere uomini servono soldi, e ne servono anche tanti, perché avevano calcolato un po' una cosa come 75.000 uomini da dover impiegare all'interno del contesto tedesco o comunque del Sacro Romano Impero, che dir si voglia. Ne avevano raccolto tra i 13 e i 25.000 e ne servivano veramente tanti contro un esercito, capite bene tutti, estremamente potente, estremamente numeroso, estremamente ben organizzato. Ora, non che l'esercito svedese non lo fosse, anzi, diciamo, le riforme militari che lo stesso Gustavo Adolfo riuscì ad attuare poi vennero applicate all'interno del contesto tedesco, e di fatto gli diedero ragione, almeno sui primi passi. Però servivano tanti soldi, non solo per pagare gli uomini, ma anche per pagare tutta la parte di fatto logistica, tutta la parte delle armi, degli approvvigionamenti e quant'altro. E come hai detto giustamente te, Andrea, chi se non la Francia di Richelieu poteva fare questo, diciamo, scambio? Parliamoci chiaro, la Francia di Richelieu, abbiamo un primo ministro che è di fatto un cardinale, quindi un cattolico, un paese cattolico dai tempi di Enrico IV di Borbone e della sua conversione, e quindi di conseguenza era anche problematico dover far guerra direttamente a un altro o altri paesi cattolici come Impero da una parte e Spagna dall'altra. Però è vero anche che, se vediamo una cartina, il paese, cioè il regno francese, era ovviamente stretto tra intanto una grossa tenaglia spagnola da una parte e dall'altra, e anche ovviamente da una forte spinta che gli veniva
da Oriente verso Occidente del Sacro Romano Impero e quindi degli Asburgo d'Austria. Questo ovviamente era di fatto l'obiettivo primario della politica di Richelieu e quindi anche di Luigi XIII, il re di Francia. E quando si presentò di fatto l'occasione di avere un campione, diciamo, del protestantesimo, che però di fatto il nemico del mio nemico e mio amico, poteva essere insomma un ottimo vantaggio, ecco, per la stessa Francia, che ancora non interviene direttamente, ma solo di fatto a spizzichi e boccone e di sponda, l'abbiamo visto anche nella fase italiana. E qui viene allora siglato un trattato tra i due paesi, il trattato di Bärwalde del 1631, dove la Francia dà parecchi Rixdollar, cioè parecchi soldi, a Gustavo Adolfo per appunto rifornirlo sempre di più da un punto di vista economico. D'altronde le guerre costano e quindi non vanno avanti senza i soldi. E questo fu ovviamente un ottimo modo per far partire la campagna. Prego, Andrea. Sì, allora, se ricordo bene i termini, la Francia in quegli anni concluse 2 trattati sostanzialmente con la Svezia. Il primo fu il trattato di Bärwalde e l'altro fu poi dopo nel 1635 il trattato di Compiègne, che sostituì quello precedente. Però i termini del primo dei 2 trattati erano i seguenti: che la Svezia si sarebbe impegnata a mantenere un minimo di 36.000 uomini in territorio tedesco, ottenendone dalla Francia per un periodo di 5 anni l'equivalente di 400.000 talleri imperiali. E poi la ragione per questo l'hai già detta te: la Francia aveva la necessità assolutamente, ma questo sin dall'epoca delle guerre contro Filippo II di Spagna, di spezzare l'accerchiamento imperiale della Spagna da un lato e della Germania, del Sacro Romano Impero Germanico dall'altro. Diciamo che la politica di Richelieu di approccio indiretto funzionò fino a che poi il Trattato di Praga, che di fatto rese dal punto di vista, chiamiamolo così, geopolitico, la situazione svedese sul terreno sostanzialmente insostenibile, non obbligò poi la Francia a gettare il cuore oltre l'ostacolo e intervenire poi fisicamente nel conflitto. Diciamo che il problema della Svezia era che la Svezia aveva un formidabile esercito, però era un paese piccolo, non tanto dal punto di vista geografico, che abbiamo visto non era così, ma dal punto di vista demografico e economico. L'impero svedese a quel tempo aveva, credo, 1,5 milioni di abitanti, quindi capite bene che dal punto di vista dell'impegno militare, mobilitare 76.000 uomini, perché era questo l'obiettivo a inizio guerra, era un qualcosa di poi dopo, quando parliamo delle battaglie, diremo anche qualcosa dell'organizzazione militare svedese, però dal punto di vista economico, demografico, sociale, questo era un problema molto grave per un paese così piccolo, ed è stato poi ciò che nel lungo periodo, nella guerra del nord, ha condannato poi la Svezia alla sconfitta quando si è trovata a combattere contro quello che continua a essere ancora oggi il paese demograficamente più importante del continente europeo. Allora, proprio sul punto di fatto economico, geopolitico, demografico e anche di materiali, da questo punto di vista, Claudio ci chiede giustamente, che in realtà non è una domanda fuori tema, perché è molto giusta, perché, e poi spiegheremo anche il perché, da dove veniva il salnito necessario per la polvere nera di quel periodo. Tra l'altro avevano iniziato gli svedesi già a raccoglierlo nel 29 e 30, perché
si sarebbero praticamente poi spostati in Germania, avevano bisogno ovviamente di componenti per creare di fatto tutti i Non componenti. veniva dalla Slesia, credo? Credo anch'io dalla Slesia. Ho questa... Però... Credo che dalla Slesia venisse il salnitro, mentre il sale veniva dalla Polonia. Esatto. Credo fossero queste, però allora, se non ricordo, guarda, ne sa qualcosa di più. Credo che forse Stevens o Dodge siano poi i testi dove potresti trovare, Claudio, le risposte. Anche se Dodge è un po' vetusto perché siamo a fine 800, quindi insomma è un pochino vecchio come volume, però sicuramente qualcosa potresti trovare lì. Allora, detto questo, entriamo ora nel vivo, perché qua stiamo parlando tanto dei personaggi, insomma, dei preparativi, ma iniziamo appunto la campagna. Ecco, lascio qua o passo alla prossima slide? No, beh, sì, puoi anche lasciare qua. Okay. Beh, comunque, questa è in qualche modo l'area su cui gli svedesi, diciamo, sbarcarono all'inizio della guerra, che è essenzialmente l'area tra la Pomerania, diciamo, e la Brandeburgo, quindi siamo nella Germania del nord. Gli svedesi sbarcarono qua adesso non so se poi se riuscite a vedere bene, in quella specie di ansa che vedete a est dell'isola di Rügen, sulle due isole di Wollin e Usedom. Lì è dove gli svedesi presero piede sul continente nel maggio del 1630. Ovviamente la prima cosa diciamo nell'area vicino a dove oggi c'è Peenemünde, laddove durante la seconda guerra mondiale i tedeschi facevano i loro esperimenti su alcune delle armi, delle Wunderwaffen. Ovviamente la prima cosa che fece Gustavo Adolfo non appena arrivato fu di inginocchiarsi e pregare il Signore, anche se, piccola nota di colore, al momento di sbarcare, di scendere dalla scialuppa, lui inciampò e si rovesciò in acqua con grande risate da parte di tutto il suo entourage e dei soldati, ma anche dello stesso re. Però la cosa che in altri tempi sarebbe stata di pessimo auspicio passò assolutamente sotto traccia, senza alcun problema. E da lì poi iniziò pian piano la fase della conquista, perché gli svedesi iniziarono progressivamente a incunearsi nell'area fino al corso dell'Oder e a Stettino, in modo da creare una sorta di saliente, di cuneo tra, ecco esattamente qua, tra l'area sotto il controllo imperiale e il loro altro nemico, la Polonia. Sì, esattamente. Io qua ti lascio veramente parlare, perché qui fondamentalmente iniziano in realtà anche i vari accordi. Vabbè, la Pomerania ne abbiamo già parlato, però si inizia a intavolare anche vari accordi sia con il Brandeburgo da una parte che con la Sassonia dall'altra. Accordi che però finiscono sempre con una sorta di neutralità di fatto dei due paesi, che però diciamo finirà solamente nel un anno dopo, neanche nel 1631, e vedremo anche il perché. Prego Andrea, se vuoi passo oltre. Ma sì, ma allora diciamo che questa fase è stata caratterizzata, se vogliamo, da una serie infinita di piccoli assedi, prove di forza, soprattutto diplomatiche, da parte di re Gustavo Adolfo con le sue controparti tedesche locali,
intenso utilizzo della propaganda per cercare in qualche modo di spingere i protestanti tedeschi a correre in massa dalla parte svedese. I risultati di queste operazioni furono misti, nel senso che, se noi andiamo avanti con le slide, progressivamente gli svedesi riuscirono ad allargare la loro testa di ponte e gli imperiali fecero fino a Magdeburgo, riuscirono a fare ben poco per impedire a Gustavo Adolfo a conquistarsi una stabile testa di ponte in territorio europeo. Di sicuro in queste prime fasi il sostegno che, ecco, vediamo che qua progressivamente va a incunearsi, va ad allargare questa sua testa di ponte in territorio europeo, però ciò che premeva più di tutto, più di ogni altra cosa, Gustavo Adolfo, cioè il venir in qualche modo appoggiato in massa dai tedeschi, dai protestanti tedeschi, e questo sostegno al momento ancora latitava. Difatti lui riesce ad andare avanti in questo periodo essenzialmente grazie ai soldi che gli arrivano dai francesi, dai Richelieu, e ai rinforzi che gli arrivano dalla madrepatria. Detto questo, comunque lui riesce progressivamente a conquistarsi una stabile testa di ponte all'interno del territorio tedesco. I suoi luogotenenti subiscono anche delle battute d'arresto locali, ma il vero shock, poi una grande vittoria che il re otterrà sarà quella della conquista della piazzaforte di Francoforte sull'Oder, perché quella rappresenterà poi una importante base per le future operazioni svedesi nel territorio tedesco. Questa è la conquista che avverrà il 13 di aprile del 1631, però questo successo verrà in qualche modo controbilanciato un mese dopo, il 20 di maggio del 1631, quando cadrà Magdeburgo. In realtà l'assedio di Magdeburgo era già incominciato, qui magari possiamo spenderci qualche parola in più. Dobbiamo, perché è estremamente importante, perché sarà di fatto uno spartiacque proprio in questa fase. Magdeburgo era di fatto una città fermamente protestante, e ovviamente questo non andava bene alla parte cattolica, non tanto solo della città, quanto ovviamente l'impero stesso, che mandò di fatto il buon conte di Tilly a dirimere un po' tutta questa situazione. Peraltro, scusa solo un secondo, correggimi se sbaglio, ma vado a memoria, ma Magdeburgo rappresentava anche uno dei casi, diciamo, dei punti dolenti dell'editto di restituzione. Così facciamo anche un trade union con sì, perché poi ritornerà successivamente. Allora, facciamo un attimo un recap dell'editto di restituzione del 1629. Uno dei grandi errori di Ferdinando II, allo stato attuale grande vincitore di buona parte, di fatto fino adesso, della guerra, è però anche talmente tanto zelante nel suo cattolicesimo che pensa di restituire, proprio come l'editto vuole, determinati possedimenti che erano stati prelevati, espropriati di fatto dai protestanti, dai principi protestanti, non solo,
durante la riforma e specialmente dopo la pace di Augusta di Carlo V, di ridarli fondamentalmente ai legittimi sovrani o comunque alte personalità cattoliche. Chiaramente sia in realtà da parte protestante che da parte cattolica questo editto era un problema, specialmente da un punto di vista territoriale. Perché paradossalmente di fatto si ritorse contro di fatto agli stessi principali attori, tra cui lo stesso Ferdinando II, perché alcuni principi anche cattolici si potevano venire espropriati di determinati territori che invece prima dell'editto di istituzione erano stati acquisiti. Quindi ovviamente questo creò un certo malcontento che venne appunto sfruttato dallo stesso Gustavo Adolfo nella questione di fatto propagandistica, no? Della questione che ho detto anche precedentemente, della libertà delle città tedesche. Magdeburgo era una di queste. Magdeburgo, protestante, ripeto, viene inviato Tilly per dirimere questa protesta enorme in realtà, e nel frattempo Gustavo Adolfo manda un suo emissario, il colonnello Falkenburg, se non ricordo male, per preparare le difese. Ora, inutile dire che queste difese in realtà fallirono anche perché nel frattempo giocò in realtà in una maniera non così come posso dire, non così politicamente corretta lo stesso Tilly, che invece di attendere di fatto una decisione da parte del consiglio comunale, comunque del consiglio cittadino di Magdeburgo, attaccò e iniziò a bombardare la città direttamente mentre si stavano svolgendo queste operazioni con Falkenburg all'interno, tra l'altro. E sì, ovviamente con i pochi uomini che poteva avere Falkenburg all'interno di Magdeburgo, insomma, cercò di resistere il più possibile, ma vennero travolti e gli uomini di Tilly, oltretutto, si misero a fare un po' come i Lanzichenecchi a Roma nel 1527, massacrare, requisire, rubare, quella cosa brutta che si fa con la S, all'inizio Tilly cercò anche in realtà di fermare i suoi uomini, ma ormai, voglio dire, la deriva che era stata presa era talmente enorme che non si poteva più tornare indietro. Però da questo punto di vista, ecco, qua c'è secondo me un colpo da maestro, da un punto di vista proprio politico, dello stesso Gustavo Adolfo. Ora, il regno svedese e Gustavo Adolfo in sé per sé era stato tacciato dalla propaganda di fatto contraria a lui, avversa, di essere colui che non era riuscito a difendere proprio la città di Magdeburgo, e lui girò di fatto questa illazione contro coloro che praticamente si erano posti in una neutralità in questa guerra, cioè contro Giovanni Giorgio di Sassonia e Giorgio Guglielmo di Brandeburgo, che da quel momento di fatto furono cooptati, esatto, bravo, volenti o volenti, tramite un altro trattato che adesso non mi viene in mente come si chiama, che è Durax, ma potrei sbagliarmi, a entrare in guerra, diciamo, alleandosi con gli svedesi. Quindi questa mossa fu anche particolare e portò appunto allo scontro lì vicino e qua rullo di tamburi, della battaglia di Breitenfeld. A te la parola, Andrea, perché io questa battaglia, anche i movimenti, ormai li so a memoria perché li ho ripassati costantemente. No, l'unica cosa che volevo dire riguardo a Magdeburgo è che aggiungo è che bisogna stare molto attenti alla propaganda anche in questo caso, perché c'è stato un concatenarsi di eventi che hanno infine provocato il disastro che poi abbiamo visto, perché l'assedio era iniziato già il 20 di marzo, quindi quando poi la città era caduta erano passati 2 mesi.
Nel corso di questi 2 mesi l'esercito imperiale era cresciuto notevolmente di numero, da 24.000 uomini all'inizio ai 40 alla fine, e già all'inizio dell'assedio praticamente l'esercito eguagliava numericamente l'intera popolazione cittadina, tra semplici civili e anche forze che la stavano difendendo. All'inizio dell'assedio De Tilly fece il grave errore di dare il comando di tutte le operazioni, mentre lui stava combattendo altrove. Fece il grave errore di dare il comando di tutte le operazioni attorno alla città a Pappenheim, il quale devastò l'area e in qualche modo interagì con gli abitanti locali con una notevole durezza, cosa che forse De Tilly avrebbe preferito evitare. Pur essendo un cattolico fino alla punta dei capelli, De Tilly non era totalmente a digiuno di arma diplomatica, e era anche disposto a concedere alla città una resa onorevole. Il problema è che nel frattempo che De Tilly e Pappenheim si stavano logorando sotto Magdeburgo, come abbiamo visto dalle immagini di prima, Gustavo Adolfo stava allargando la sua testa di ponte e ad aprile era caduta a Francoforte sull'Oder. E questo, anche se comunque tra Francoforte e Magdeburgo la distanza è notevole, questo aveva fatto ulteriormente in qualche modo sentire il fiato sul collo a De Tilly, il quale vedeva anche costantemente il pericolo di un ritorno di Wallenstein al comando. La corte imperiale premeva che affinché ci fossero dei risultati, che le pretese svedesi venissero stroncate sul nascere, e questo in qualche modo ha anche precipitato gli eventi, dato che l'assalto alla città di Magdeburgo, nel momento in cui si stavano svolgendo delle trattative e in cui il Consiglio cittadino era impegnato a deliberare, costituiva assolutamente un crimine rispetto a quello che era l'onore della guerra, l'onore dei soldati. Ed è anche la ragione per cui poi, oltre agli orrori del massacro, del martirio della popolazione, per cui poi Gustavo Adolfo ebbe gioco facile nel rovesciare sulle spalle degli imperiali la colpa di tutto ciò che era avvenuto, ed è la ragione per cui poi dopo i ranghi delle sue forze si gonfiarono notevolmente. Detto questo, passiamo a Breitenfeld. Allora, prima di passare in realtà a Breitenfeld, perché credo che sia proprio il capolavoro stesso di Gustavo Adolfo e della sua politica militare, delle sue riforme, ecco, spendiamo 2 parole a riguardo, perché spesso quando si parla anche di, a torto o a ragione, di rivoluzione militare, Gustavo Adolfo è tra i primi nominativi che ci vengono in mente, proprio perché è stato di fatto colui che riprendendo schemi bellici di stampo pressoché olandese, principalmente con i Nassau e gli Orange, riformulando di fatto anche l'assetto stesso della truppa, della fanteria, e specialmente utilizzando tantissimo i moschetti in rapida rotazione e con un fuoco oltretutto triplice delle varie salve, quindi con uno accovacciato, o meglio inginocchiato, l'altro accovacciato e il terzo di fatto sopra in piedi, che sparano e poi si danno il cambio costantemente, e anche da un punto di vista della cavalleria, tra l'altro rubando, se posso dire così, passatemi il termine, anche agli ussari alati
nelle guerre che aveva affrontato contro il cugino Sigismondo III, quindi contro la Confederazione Polacco-Lituana. Anche l'uso della cavalleria viene modificato, si tende non tanto ad usare il caracollo, non che non lo venisse, cioè non venisse usato, anzi, però la cavalleria era, come sempre stata in realtà, un mezzo di sfondamento, oltre che vabbè di ricognizione, ma un mezzo di sfondamento sul campo di battaglia, che però doveva essere di fatto compensato da tante salve di moschetteria per in qualche modo ammorbidire di fatto il fronte avversario e la carica specialmente del fronte avversario. Questo ovviamente era importantissimo per Gustavo Adolfo. Oltretutto lui fu anche padre di fatto di una standardizzazione anche dell'artiglieria, se non ricordo male, quindi e anche dell'uso che ne faceva, e inoltre l'utilizzazione specialmente di un reparto, anzi di più reparti in realtà, del genio. Quindi abbiamo proprio i genieri che appena posati praticamente i primi passi sul territorio tedesco iniziano proprio anche a scavare trincee e quindi a effettivamente creare ponti, oltretutto di attraversamento, cioè tutto un hub logistico viene sviluppato dallo stesso Gustavo Adolfo, e non solo, poi ovviamente, come abbiamo detto, che fa di lui una ottima personalità che va studiata per chi si occupa di storia militare, specialmente in età moderna. Breitenfeld, di fatto, e i movimenti che si vedranno tra poco, che descriverà ovviamente Andrea, sono ovviamente una dimostrazione, ecco, di tutto questo. Sulla questione, ecco, Claudio parla dei cannoni di cuoio svedesi. Sì, vennero utilizzati però per poco tempo in verità, perché poi si capì, almeno prima ovviamente dell'avvento specialmente di Gustavo Adolfo, perché si capì che si deperivano in un non nulla, e anche dal punto di vista ovviamente delle battaglie campali sotto di fatto un contesto meteorologico avverso, con pioggia costante, insomma, non era il massimo utilizzarlo. Comunque sì, ecco, in realtà i cannoni in cuoio era un rivestimento di fatto il cuoio, quindi qualche esemplare, tra parentesi, è stato anche ritrovato. Se si legge Parker, da questo punto di vista si possono notare determinate informazioni che sono anche molto, molto interessanti. Ma veniamo a Breitenfeld, Andrea. Sì, no, volevo solo aggiungere due cose, perché molto spesso diciamo, l'evoluzione militare della Svezia, allora è vero che Gustavo Adolfo di fatto creò il primo esercito permanente, professionale e nazionale d'Europa del periodo, anche se comunque la Svezia continuò a arruolare mercenari come le altre potenze europee, però la componente svedese era sicuramente quella, la componente nazionale era sicuramente quella più importante. Però al di là dei cannoni, dei moschetti e di tutto il resto, secondo me la cosa più importante che noi dobbiamo ricordare rispetto alle riforme militari di Gustavo Adolfo è che queste riforme andarono di pari passo con la riforma amministrativa. Difatti, dicevamo prima, per un diciamo, la necessità per un paese così piccolo demograficamente ed economicamente di mantenere costantemente all'opera eserciti anche rilevanti, fece sì che Gustavo Adolfo introdusse un sistema molto interessante. Praticamente dal punto di vista amministrativo, la società svedese al di sotto delle contee raggruppava un certo numero di contrade. All'interno di questa contrada,
che contava un certo numero di nuclei familiari. Gli abitanti della contrada si facevano carico del sostentamento e del mantenimento di uno di loro che era soldato. Poi a turno tutti gli uomini della contrada nel corso degli anni andavano a prestare questo servizio, questa servitù militare, e il resto della contrada sosteneva gli sforzi economici del sostentamento del detto soldato. Quindi si può dire che Gustavo Adolfo creò il primo vero e proprio esercito di cittadini, perché questo tipo di sistema trova poi il suo riflesso nelle riforme militari che tutti i paesi europei fecero nei decenni successivi fino poi anche i secoli successivi, fino poi alla rivoluzione francese e all'introduzione della leva di massa, che però è un qualcosa di un po' diverso rispetto a questo. E c'è chi dice che nel mondo attuale, nell'Europa, nell'Occidente attuale, colpito dalla denatalità, l'invecchiamento della popolazione e quant'altro, alcune lezioni della Svezia di quel periodo andrebbero in qualche modo resuscitate per creare delle forze armate che siano abbastanza numerose, funzionali e però che garantiscano un'efficienza nel lungo periodo per le guerre che noi dovremmo affrontare nel prossimo futuro. Però adesso sto un po' divagando. Però questo è un aspetto, la riforma amministrativa è un qualcosa di molto interessante che secondo me meritava di essere evidenziato. Io credo che meriti anche di essere evidenziato. Poi andiamo a Breitenfeld, ok, perché è un'ora e 35 che parliamo. Anche il fatto che in questi anni, siamo nel 1631, siamo nel pieno di fatto della rivoluzione scientifica. E di fatto è inutile anche spiegare, secondo me, o superfluo, però forse non così tanto, che la rivoluzione scientifica colpì vari aspetti ovviamente della sia economici che sociali dell'Europa dell'epoca, e tra questi pure aspetti bellici. Quindi è chiaro che poi anche, lo stiamo vedendo sempre di più una guerra va avanti, più la parte, diciamo, scientifica della cosiddetta ricerca e sviluppo si acuisce. E poi con una rivoluzione scientifica in atto, cioè, secondo me è giusto, ecco, sottolinearlo, perché forse anche questo è stata una concausa anche delle riforme di Gustavo Adolfo, e non solo, in verità, da un punto di vista militare. Vediamo Breitenfeld allora, Andrea, adesso. Sì. Allora, in queste cartine, ecco, vediamo quelle che sono state le prime due fasi. Partiamo dalla prima e poi andiamo alla seconda. Battaglia di Breitenfeld, che è, a seconda che si usi il vecchio o il nuovo calendario, fu il 7 o il 17 settembre del 1631. In questa battaglia Gustavo Adolfo poteva contare su una relativa superiorità numerica di 42.000 uomini contro i 35.000 di Tilly. Il problema però è che ben 18.000 uomini sui 42.000 totali erano sassoni, quindi dal dubbio valore tattico.
Come vediamo, i due eserciti erano dispiegati in campo aperto e la prima linea da entrambe le parti è costituita dai pezzi d'artiglieria. Difatti la battaglia iniziò con una preparazione d'artiglieria che durò un paio di ore. Non aspettiamoci grandi cose, però, perché all'epoca i cannoni erano parecchio imprecisi. Solitamente il fuoco migliore dell'artiglieria di questo periodo era il cosiddetto fuoco a mitraglia, quando le truppe nemiche si avvicinavano e allora le canne dei cannoni venivano riempiti di schegge, di legno, di sassi, di metallo e altro, veniva dato fuoco alle polveri e queste poi bram, sparavano fuori, un po' come non lo so, i fucili a pallettone, ecco. Ma basta, tipo l'esempio, anche se molto posteriore, è, se non ricordo male, Napoleone contro la folla francese pro-monarchica, mi pare nel vendemmiaio, se non ricordo male. Sì, anche, o anche a Gettysburg più tardi, però diciamo che questo era un modo molto rischioso di utilizzare l'artiglieria, perché presupponeva il fatto che l'esercito lasciasse avanzare i nemici fino letteralmente quasi al corpo a corpo, allorché le scariche di moschetteria e di cannonate a mitraglia potevano aprire anche varchi spaventosi nelle file nemiche in un'epoca storica in cui comunque le forze marciavano ancora compatte. Non fu solo più tardi, tanto più tardi, credo durante la guerra russo-giapponese, che le formazioni di fanteria iniziarono ad avanzare diciamo in campo in formazione aperta per evitare danni troppo ingenti a causa del fuoco delle armi nemiche, che ormai erano diventate poi anche con le mitragliatrici anche armi automatiche. Però in questo momento storico noi siamo ancora ai reggimenti che possono essere più o meno consistenti a seconda che si parli dei tercios spagnoli usati dagli imperiali o i reggimenti invece più compatti, manipolari degli svedesi, però comunque si tratta di formazioni chiuse che all'uopo possono creare anche dei fronti unici in linea, come è capitato poi più tardi a Lützen. Certo. E quindi questo li esponeva particolarmente al fuoco nemico a distanza ravvicinata. All'inizio della battaglia, però, nella fase cosiddetta preparatoria, che durò circa 2 ore se non ricordo male, le artiglierie delle due parti si sparavano pallettoni. Questi pallettoni, dopo con una traiettoria ad arco parabolica, arrivavano poi sul terreno e rotolavano, spezzando gambe, ossa, eccetera, però i danni che provocavano erano relativamente limitati. Poi in situazioni in cui magari, come è capitato anche ad Alte Veste, il terreno era particolarmente zuppo di pioggia, i pallettoni potevano anche rimanere lì sul terreno e non rotolare. Però non fu il caso di Breitenfeld, perché Breitenfeld le condizioni erano ottimali. Sì, l'unico problema è che appunto i colpi di artiglieria e non solo, comunque la polvere nera in sé, come in buona parte delle battaglie d'età moderna, crea poi una nebbia che appunto permise. Adesso lo diciamo, andiamo per tappe. Allora, mi pare di ricordare, poi dimmi se sbaglio, che inizia un po' anche dopo questa fase preparatoria la carica di Pappenheim, se non ricordo male, no? Sì, ci fu una doppia carica. Ci fu la carica di Pappenheim sul lato sinistro
dello schieramento imperiale contro l'ala destra, con l'ala destra dello schieramento svedese, che era là dove stava Banir, dove stava la cavalleria di Banir. E dall'altra parte dello schieramento imperiale le forze di Fürstenberg attaccarono l'area che era presidiata invece dai sassoni, i quali all'inizio tennero botta. Non è vero che si sbandarono immediatamente, riuscirono a tenere botta, e questo in qualche modo obbligò, questo lo vediamo già nella fase 2, e questo obbligò Tilly a distaccare anche una parte della sua fanteria per supportare l'avanzata della sua cavalleria. Ecco, sì, infatti utilizzò delle truppe croate, se non ricordo male, proprio per attaccare il fianco dello schieramento sassone. E fu questo un po' quello che pose in essere il ritiro delle stesse truppe. Sì, il risultato, contro i sassoni fu più positivo rispetto a quanto avvenne dall'altra parte con Pappenheim contro Banir, perché i sassoni, pur inquadrati nell'esercito di Gustavo Adolfo, non avevano avuto modo di giovarsi delle novità introdotte da Gustavo Adolfo. Infatti nell'area di competenza di Pappenheim lui caricò le forze di Banir sperando di poter portare avanti il caracollo. Quindi le sue forze di cavalleria arrivarono a distanza di tiro di pistola degli svedesi e fecero la fine dei pistola, perché dall'altra parte gli svedesi li accolsero con una scarica di fucileria, dato che Gustavo Adolfo sistemava sempre dei drappelli di moschettieri tra le sue forze di cavalleria, e viceversa sistemava anche dei drappelli di cavalieri tra le sue forze di fanteria. Perché? Perché lui voleva sfruttare le brecce create dal combattimento per permettere poi alla cavalleria di caricare nella parte centrale e logorare il nemico, poi ritirare le forze, attaccare di nuovo, ritirare, eccetera, eccetera, mentre dalla parte della cavalleria i moschettieri, i drappelli di moschettieri, gli servivano primo per falciare la cavalleria nemica, disorientarla, spaventarla anche. Ricordiamo che non è sempre vero che i cavalli riescono a sopportare il rumore dei moschetti. Se addestrati adeguatamente, sì, però entro certi limiti. Comunque il cavallo è un animale e si può spaventare. Poi l'odore della polvere da sparo, soprattutto quando è molto concentrata, certe cose danno fastidio agli esseri umani, figuriamoci agli animali. Comunque sulla ala sinistra imperiale, ala destra svedese, la battaglia si sviluppò in questo modo. Essenzialmente gli imperiali arrivarono a distanza di fuoco di pistola rispetto agli svedesi li accolsero con una volata di moschetti. A quel punto la cavalleria svedese, armata di sciabola, si lanciò alla carica immediatamente contro gli imperiali. Su disposizione del re Gustavo Adolfo, gli svedesi non cercarono neanche di usare le pistole,
le usavano come ultima risorsa in posizione difensiva, ma nell'attacco attaccavano direttamente con le sciabole, e investirono gli imperiali, che pur avendo una cavalleria più corazzata di quella svedese, perché in genere la cavalleria svedese era più leggera, quella imperiale invece era ancora una cavalleria in armatura, questa tattica, questo continuo scarica di moschettieri, carica di cavalleria, eccetera, eccetera, moltiplicato all'infinito, mise col prosieguo della battaglia in grave difficoltà Pappenheim. Dall'altra parte Fürstenberg riuscì con una serie ripetuta di cariche ad avere la meglio infine sui sassoni, e a un certo punto la fanteria imperiale, che pure aveva iniziato ad attaccare la fanteria svedese, operò una rotazione verso destra, portando avanti un attacco obliquo che avrebbe reso invidiosi Epaminonda, Filippo di Macedonia e Alessandro Magno, per cercare di sfruttare questo varco creatosi nella destra imperiale e nella sinistra dello schieramento svedese, e concentrare le forze contro l'ala sinistra svedese, che era sotto il comando di Horn. Ecco, e qua, se posso, entro io. Sì, ed è proprio qui il problema, ma il problema per gli imperiali, ma una caratteristica vincente ovviamente per gli svedesi: la velocità e ovviamente il buon vecchio fattore Q. Nel senso che tutta la polvere nera che era stata sparata ovviamente creò una sorta di nebbia intorno al campo. Questo cosa significava? Che non ci si vedeva più nulla. È vero ovviamente che questa caratteristica portò alcuni reparti, ovviamente guidati da Fürstenberg, anche a non capire i comandi e le intenzioni di questo movimento, scusami, di truppa che hai appena descritto, Andrea, tant'è che molti iniziarono anche a continuare ad inseguire gli stessi sassoni, senza in realtà rimanere sul campo di battaglia, dove erano ben più utili. Questo permise, con di fatto anche uno scambio di comandi tra Horn e Gustavo Adolfo, di bloccare in qualche modo con i reparti di Horn l'avanzata di Fürstenberg sul lato sinistro, disponendosi un po' ad angolo retto. Infatti, se vai avanti con le slide, vediamo nella terza fase, come potete vedere, guardando un po', ingrandendo l'immagine, potete vedere che le forze di Horn si stanno spostando, stanno ruotando in modo da affrontare la minaccia, questa crisi che si è aperta alla loro sinistra. Qui si nota anche un'altra cosa importante, l'importanza di avere una riserva. Infatti Gustavo Adolfo aveva dispiegato le sue forze su più linee, creando quindi delle riserve tattiche da poter eventualmente utilizzare laddove si stava presentando una crisi lungo la linea del fronte. Le forze invece di Detilly e di Pappenheim erano disposte di fatto su un'unica linea, e in questo modo non avevano a disposizione delle riserve per le contingenze. E questo poi ha svolto un ruolo non indifferente nella loro disfatta finale. Infatti noi vediamo che, proseguiamo nella narrazione, le forze di Horn sono le prime a spostarsi e riescono a ingaggiare le forze imperiali sulla loro sinistra, e riescono efficacemente a contenere l'offensiva nemica. Dall'altra parte, nell'estremo
nell'estrema destra dello schieramento svedese, estrema sinistra dello schieramento imperiale. Questo alternarsi di fuoco di moschetteria e di cariche della cavalleria svedese di Banir alla fine hanno la meglio sui cavalieri di Pappenheim, che vengono alla fine messi in rotta e inseguiti entro certi limiti del campo di battaglia dai cavalieri di Banir, e questo di fatto libera lo spazio del campo di battaglia per le fanterie del centro svedese, che possono lanciarsi, possono completare il movimento di rotazione e a loro volta lanciare un attacco obliquo contro il fianco scoperto delle fanterie di Detigli. E cosa ancora più importante per gli svedesi e drammatica per gli imperiali, gli svedesi entreranno poi in possesso nella successiva, nella quarta fase della battaglia, dei cannoni degli avversari. E in questa maniera gli imperiali perderanno la loro unica protezione, perché da un lato gli svedesi ruoteranno i loro cannoni, dall'altro conquisteranno i cannoni del nemico e, ruotando anch'essi, sottoporranno gli imperiali a una tempesta di fuoco che alla fine avrà l'effetto finale di, oltre poi alla pressione dei picchieri, al fuoco della moschetteria, alle ripetute cariche della cavalleria, porterà a una completa dissoluzione di tutto l'ordine di battaglia imperiale. Aggiungo una nota, diciamo, di colore: la manovra Gopo, che vuol dire essenzialmente avanti, all'attacco. Svedesi, popolo molto pratico, senza tanti fronzoli. In svedese Gopo, che si scrive Gapa, però è quella A con quella specie di tondino che si trova sopra, e quindi si legge O, è una O molto aperta, come piace agli svedesi. E questa era la manovra standard, diciamo, d'attacco dei picchieri svedesi, che occupavano una parte molto importante dell'esercito svedese. Ricordiamo che, essendo luterani e vedendo nella morte una drammatica fatalità che al 90% li condannava a una vita all'inferno tra atroci patimenti, gli svedesi, i fanti svedesi, i picchieri svedesi si lanciavano alla carica con particolare noncuranza rispetto alla loro sicurezza personale, assai di più rispetto ai cattolici, e questo li rendeva nei corpo a corpo molto temibili. Un po' come i pasdarani iraniani nella guerra Iran-Iraq, se vogliamo fare un parallelismo storico. Infatti l'impeto dei picchieri svedesi nel corso di tutto il periodo imperiale svedese, con questa della manovra Gopo, risultò decisivo in moltissime battaglie. E si pensa che se gli svedesi, i fanti svedesi, non fossero stati animati da questa ideologia fatalista di stampo luterano, questo non sarebbe stato possibile. A riuscire a sconfiggere in campo aperto questa carica riuscirono, con un certo grado di sicurezza, solamente molto più tardi i russi, durante la Grande Guerra del Nord,
quando sborsando fior di quattrini lo zar, l'imperatore Pietro il Grande riuscì essenzialmente a dotare di un moschetto tutti i suoi soldati, e quindi sottoponendo gli svedesi a un volume di fuoco tale per cui non riuscivano ad avanzare, anche con particolare disprezzo per la loro sicurezza personale. Comunque questa carica alla fine ebbe a Breitenfeld riuscì a vincere la giornata per gli svedesi. E fu una vittoria, questa in realtà è la prima battaglia di Breitenfeld, perché poi successivamente nella fase successiva ce ne sarà una seconda, comunque sempre a vantaggio del fronte franco-svedese. Detto questo, questa battaglia ovviamente anche da un punto di vista propagandistico, anche qua verrà sfruttata ampiamente e farà tremare parecchio la parte cattolica. Intanto perché Pappenheim lì, insomma, da lì a poco ci lascia la pelle, e poi perché l'avanzata stessa svedese arrivò comunque anche nelle parti di Massimiliano I di Baviera, tanto da costringerlo praticamente a fuggire a Salisburgo, comunque dall'imperatore Ferdinando II. E qui c'è un'altra battaglia, siamo nel 1632, la battaglia di Rhein, anch'essa comunque, faccio uno spoiler, decisiva vittoria svedese contro Tilly, che qua, diciamo, smette di continuare ad essere tra noi, nel senso che da lì e poi a poco questa battaglia lo appunto farà spirare. Ed è appunto, ecco, due parole qui e poi andiamo avanti abbastanza velocemente, perché siamo comunque verso piano piano la conclusione. Prego Andrea. Allora, in realtà sulla battaglia di Rhein non abbiamo schemini da mostrare, però essenzialmente è stata una battaglia tra virgolette di guado, nel senso che peraltro ti correggo su una cosa, in realtà Pappenheim non è morto dopo, è morto assieme a Gustavo Adolfo a Lützen. Ti ringrazio. Però sia lui che De Tilly furono feriti a Breitenfeld e poi anche a Rhein. In entrambe le battaglie furono feriti, quindi uomini che combattevano in prima linea o comunque che si esponevano ai pericoli, come lo stesso Gustavo Adolfo. Solo che a Pappenheim andò bene in entrambe le situazioni, a De Tilly gli andò bene a Breitenfeld ma non a Rhein, laddove un proiettile di moschetto gli spappolò, se non ricordo male, il gomito, e questo provocò un'infezione gravissima che 2 settimane dopo a Ingolstadt lo condusse poi alla morte. Comunque essenzialmente in quella battaglia De Tilly sistemò le sue forze dal lato del fiume Lech e in qualche modo nell'unica area dove vi era un guado sicuro per gli svedesi, i quali però tramite il fuoco di cannoni, il fuoco di moschetteria e anche degli incendi appiccati nella boscaglia lì attorno, riuscirono a mascherare una traversata di alcune unità un po' più a nord, no, un po' più a sud, scusa, rispetto alla loro posizione, e questo gli permise di prendere le forze imperiali in una tenaglia. Anche in questo modo, però, la loro posizione, la posizione svedese rimase precaria fino a che loro non riuscirono a portare dall'altra parte del fiume, dall'una e dall'altra parte, un numero consistente di truppe e si fecero letteralmente largo a morsi, diremmo noi, in un groviglio di corpi e di battaglia all'arma bianca che lasciò sul terreno migliaia di uomini. E alla fine anche in questo caso la perseveranza e
potremmo dire anche il fanatismo religioso, giocarono a favore di Gustavo Adolfo, che oltre all'eliminazione di Detilli gli permise di aprirsi la strada per quella che era la tana degli imperiali, cioè la Baviera, il territorio cattolico per eccellenza, che poi venne devastato allegramente nel periodo successivo. Il contraltare di questo è che le disfatte di Breitenfeld e poi di Rein, così come anche gli assedi successivi, eccetera, le devastazioni e quant'altro, obbligarono infine il recalcitrante Ferdinando II e la corte a richiamare in servizio il cavaliere Wallenstein, esatto. No, anche perché non c'erano più dei generali talmente validi e veterani che potevano insomma gestire questa crisi militare incredibile, quindi venne richiamato proprio Wallenstein, e qui arriviamo a uno scontro molto famoso come la battaglia di Lützen, dove i due si scontrano proprio in campo aperto, da una parte Gustavo Adolfo, dall'altro Wallenstein. Tra l'altro in realtà vedo che qua c'è comunque Pappenheim, comunque, Pappenheim è morto qui assieme a Gustavo, non a Rhein ma a Lützen, hai detto, perfetto, quindi io ti ringrazio veramente per la correzione. Qua è faccio un piccolo spoiler e diciamo due parole un attimo sulla battaglia. Oltre a trovare la morte lo stesso Gustavo Adolfo, proprio perché con tutta, ripeto, la nebbia creata e anche i vari rumori assordanti proprio dello scoppio dell'artiglieria e della moschetteria, e quindi la nebbia anche creata da questi ultimi, insomma, perse di vista di fatto il suo schieramento e si ritrovò davanti oltretutto a due o tre moschettieri imperiali che appunto lo crivellarono, cioè lo ammazzarono, e venne ritrovato dopo la battaglia, mandando in crisi teoricamente il regno di Svezia. No, perché già lui prima di tutta la spedizione in Germania si era premunito di porre come diciamo legittima erede sua figlia Cristina nel regno, anche se era ancora un infante. 6 anni forse? 3 anni. No, dico al momento della morte del padre. Sì, lui però quando partì aveva, mi pare, 3-4 anni, quindi cioè, comunque era veramente molto piccola, e di conseguenza, insomma, diciamo, sistemare le questioni meramente politiche di successione. Inoltre il comando poi successivo di tutto l'accrocchio militare venne preso poi di fatto da un punto di vista amministrativo ovviamente da Oxenstierna e ovviamente dai vari generali ancora vivi, diciamo, dello stesso Gustavo Adolfo. Questa vittoria di fatto svedese fu però una vittoria sicuramente strategica, perché riuscirono a mantenere, credo, la testa di ponte adesso non mi ricordo, era sull'Elba, non ricordo esattamente. Sì, allora l'attacco di Wallenstein, che furbescamente, per portare da un'altra parte gli svedesi dalla Baviera, aveva attaccato dall'Austria verso la Boemia e verso la Sassonia e il Brandeburgo, quindi andando in qualche modo a colpire quelle che erano le retrovie svedesi, quindi obbligandoli a tornare indietro e a ingaggiare battaglia a Lützen. Ha avuto l'effetto senza dubbio di allontanare la minaccia immediata dalla Baviera, che era uno dei pilastri della strategia degli imperiali, e portando la guerra più vicino invece alle retrovie del nemico. Tuttavia la battaglia non incrinò la posizione di vantaggio che ormai gli svedesi avevano raggiunto nel nord della Germania.
laddove ormai loro avevano stabilmente piantato radici, come si suol dire. E quindi questo in qualche modo inaugurò un periodo, pur con la morte di Gustavo Adolfo, che gli impedì di reclamare quello che lui stava cercando, cioè il trono di Germania, ma portò la guerra dei 30 anni in una fase di acceso stallo, di sanguinoso stallo, che finì per influire negativamente anche sull'avversario di Gustavo Adolfo, cioè Wallenstein. Infatti di lì a poco, nel corso dell'anno successivo, Wallenstein iniziò segretamente a trattare con le forze della Lega Protestante. Sì, che nel 1633 si era unita, grazie anche a Oxenstierna e la Francia, nella Lega di Heilbronn, cioè della parte, oltretutto della parte di fatto degli stati protestanti, se non ricordo male, orientali, se non ricordo male, mi pare, o no, occidentali, sì. Perdone, occidentali. E quindi ovviamente questo ce l'aveva capito pure Wallenstein che ormai era un gioco al massacro e bisognava in qualche modo arrivare a un accomodamento che però, e qua facciamo il piccolo, cioè lo spoiler che poi in realtà è storia, quindi già si sa, e questo portò ovviamente a una congiura anche ai danni di Wallenstein, che poi fu ammazzato nel 1634 praticamente in camera sua. Tornando a Lützen, ecco sì, vittoria svedese, a che prezzo però, perché veramente qua veramente un sacco di morti. Di fatto sembra più una sfida che si è giocato veramente sul filo del rasoio, ben diversa invece da 2 anni dopo con Nördlingen. Sì, allora la battaglia di Lützen alla fine della giornata fu risolta dalla manovra Gopò, che vi ho già descritto prima. È inutile che analizziamo le fasi della battaglia, che è stata molto complicata. Si può dire che di volta in volta, peraltro in questa cartina che noi stiamo facendo vedere non si riesce ad apprezzare bene, non si riescono ad apprezzare bene i rilievi. Infatti questa zona dove ci sono i cannoni degli imperiali era una zona un po' più elevata, attorno alla quale il sangue poi ha iniziato a scorrere a fiumi nel corso delle varie fasi della battaglia. Diciamo che le due forze numericamente simili, perché un leggero vantaggio numerico iniziale degli svedesi venne compensato dall'arrivo dei rinforzi di Pappenheim. Quindi alla fine i due eserciti praticamente si equivalevano, così come dall'altra parte gli imperiali potevano godere di un leggero vantaggio in fatto di bocche da fuoco, che però, essendo divise in due zone, qua e qua, nella zona collinare e nella zona del centro abitato, avevano difficoltà a coordinarsi per massimizzare il fuoco. Inoltre Wallenstein fece lo stesso errore grave fatto da De Tilly, perché dispose tutte le sue forze in linea e non schierò, evidentemente reso anche sicuro da quella che era stata la precedente battaglia di Alte Vaste, in cui grazie alle fortificazioni era riuscito a contenere, alle fortificazioni e al brutto tempo, era riuscito a contenere efficacemente l'impeto degli svedesi. Lui riteneva che i rilievi e le fortificazioni che aveva eretto anche in quest'area sarebbero stati sufficienti a replicare il successo e a imporre un pesante dazio ai nemici. In questo caso sbagliò i conti. Infatti è vero, gli svedesi più volte avanzarono, furono respinti, riuscirono ad occupare certe linee, certe aree fortificate, poi vennero ricacciati indietro, persero il loro sovrano che morì, come hai detto te, nella mischia,
Però alla fine della battaglia i luogotenenti di Re Gustavo, grazie anche alla rabbia dei soldati che appresero della morte del re e anziché sbandarsi tornarono alla carica più inferociti di prima, ma alla fine in un ultimo, chiamiamolo così, assalto alla disperata, gli svedesi, ora anche loro disposti in un'unica linea, riuscirono infine a travolgere le forze nemiche e obbligare Wallenstein a una ritirata, che comunque fu una ritirata fatta in buon ordine, non fu una rotta come a Breitenfeld. Quindi alla fine io mi riconosco nella analisi che vede nella vulgata comune che vede nella battaglia di Lützen una vittoria pirrica in favore degli svedesi. Ciò che è importante è che dopo questa battaglia le due forze erano talmente esauste che non potevano più portare avanti alcun tipo di operazione offensiva, che dovette aspettare di fatto 2 anni, perché prima che le due forze si combattessero in una grande battaglia noi dobbiamo aspettare il 1634 con la battaglia di Nördlingen, là dove gli svedesi questa volta vennero guidati da Horn, Esatto. non più da Allora, Gustavo Adolfo. Prima di passare a quest'ultima battaglia, Nicola ci chiede giustamente se Wallenstein aveva il diritto legale di trattare con la Lega Protestante. È proprio questo. Assolutamente no! Il problema era proprio quello. Assolutamente no! Era proprio quello il problema, non aveva nessun diritto però si sentiva abbastanza potente, diciamo coperto anche da un punto di vista ovviamente territoriale, da poter trattare in qualche modo con la Lega di Heilbronn, che ovviamente questo non piacque all'imperatore e ovviamente a tutto il suo entourage. Detto questo, sì, ora... lì Wallenstein ha fatto un errore madornale, perché evidentemente con lo stesso errore che compiono molti altri grandi uomini della storia nelle stesse condizioni, è stato, diciamo, è caduto vittima della sua hubris, della sua tracotanza, ritenendosi intoccabile, insostituibile, immortale. Non si accorse che al di là del campo di battaglia militare, nel campo di battaglia della politica c'era qualcuno più furbo di lui che è riuscito a manovrargli attorno e di fatto gli ha rivoltato contro i suoi stessi uomini, perché lui fu assassinato dai suoi luogotenenti, uomini che erano sul suo libro paga e che avevano un giuramento di fedeltà personale a lui, perché questi soldati erano i suoi soldati, era il suo esercito personale. Si trattava però di uomini cattolici, i quali scoprendo, poi spinti anche dalla possibilità di arricchirsi a loro volta, ma venuti a conoscenza del fatto che il loro comandante stava trattando con gli odiati nemici protestanti, non si fecero problemi a tagliargli la gola. Allora, prima dell'appunto, diciamo, morte di Wallenstein, abbiamo un po'... questo forse è il suo capolavoro, è un altro dei suoi capolavori, cioè la battaglia di Nördlingen, sempre del 34. Tra parentesi, tu hai dato come titolo questa slide l'epilogo. Ora, ovviamente, non è esattamente l'epilogo, perché poi ci furono altre battaglie in realtà e di fatto tutte bene o male vittorie svedesi, tra cui una seconda battaglia a Breitenfeld. Quindi, insomma, diciamo che, ecco, segnò parecchio questa battaglia all'esercito svedese, ma
di fatto non lo mandò completamente alla rovina, e quindi di conseguenza, specialmente dopo la morte di Wallenstein, che ovviamente era un altro colpo di fortuna ulteriore per l'esercito svedese. Allora, analizziamolo. L'ho chiamata l'epilogo, anche qua ho fatto il furbetto come precedentemente, perché non tanto per il risultato sul campo, ma perché la battaglia di Nördlingen ha rilasciato tutta una serie di onde d'urto che si sono poi propagate a livello politico nello schieramento protestante, portando a quello che poi è capitato dopo e che non spoileriamo. Per questo l'ho chiamata l'epilogo, non per la fine della potenza militare svedese o perché c'è finita la partecipazione svedese alla guerra, come abbiamo già detto all'inizio della puntata. Detto questo, siamo al settembre? Sì, il 6 di settembre, se non ricordo male, del 1634. Scusate, voi non avete sentito niente, avete perso. No, 1634. Un po' difficile che non l'abbiano sentito, però è 1634. Voi non avete sentito niente. Voglio vedere adesso come riesci a... Per ordine di Gaspenstein, voi non avete sentito niente. Cerchiamo di dire brevemente, insomma, i movimenti, ma veramente brevissimamente, questi movimenti di battaglia. Allora, essenzialmente quello che è successo è stato questo, che la battaglia è iniziata molto presto, tra le 5 e le 6 di mattina, con il solito sbarramento d'artiglieria da parte delle due forze, e con l'attacco di Horn dell'ala destra di Horn, laddove lui aveva concentrato la maggior parte delle sue forze, contro la cittadina di Albuch, laddove gli imperiali avevano creato la loro ridotta difensiva, su cui avevano ancorato praticamente tutto il loro schieramento. Attacco molto violento che alla fine venne respinto con gravi perdite da parte degli svedesi. Successivamente, dopo un altro fuoco di preparazione, Horn lanciò questa volta un attacco generale tra le 7:30 e le 10:30 della mattina su tutta la linea del fronte, e utilizzando, come in altre occasioni, la tattica dell'attacco, la ritirata, lo scarico di fucileria, però tutti i tentativi di sfondamento non ebbero successo. Peraltro, al centro dello schieramento imperiale la fanteria imperiale riuscì a sostenere validamente l'impeto degli svedesi. Tra l'altro, in questa occasione gli imperiali finalmente, dopo le batoste subite prima da Detigli e infine anche la sconfitta di misura di Wallenstein, avevano imparato la lezione, avevano finalmente creato delle riserve. Come potete vedere guardando le cartine, gli imperiali avevano creato delle importanti riserve, soprattutto di cavalleria, dietro alla prima linea, e soprattutto quando poi caricarono non utilizzarono più il caracollo, ma utilizzarono la carica diretta, non con la lama ma con la lancia, e quindi riuscirono a loro volta a ritorcere contro agli svedesi quelle che erano state le loro tattiche vincenti fino a quel momento.
A decidere l'esito della contesa fu l'intervento tarda mattinata delle riserve croate che erano sistemate sulla destra dello schieramento imperiale, che, avendola meglio sull'ala sinistra dello schieramento svedese, diedero inizio a un crollo che pian piano si propagò su tutto lo schieramento e obbligò infine Horn a ordinare la ritirata. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa, anzi dovevo fare un'errata corrige se non ricordo male, che in realtà Wallenstein è stato già assassinato poco tempo prima, in verità, di questa battaglia, tant'è che venne dato il comando poi mi sa che li hai proprio infatti posti, ai cosiddetti due Ferdinandi, no? Cioè, parliamo di Asburgo di Spagna in questo caso, se non ricordo male, uno è Ferdinando d'Ungheria, quindi dalla parte austriaca ungherese, e l'altro invece è il cardinale Infante di Spagna, altro Ferdinando d'Asburgo. Quindi faccio una mea culpa e un'errata corrige da questo punto di vista, però parliamo veramente di pochi mesi, anche settimane, quindi può capitare che appunto qualcuno si sbagli, è un mare magnum anche di roba, si può fare confusione. A quest'ora va bene. Tra l'altro. Quindi insomma abbiamo sintetizzato un po' questa battaglia, vittoria imperiale, poi ce ne saranno in realtà altre di battaglie che però vedranno gli svedesi riuscire in tutto questo. Nel frattempo, sempre in quest'anno, nel 1634, ecco, si inizia a pensare un po' a arrivare a trattare. E uno diciamo, delle personalità che abbiamo menzionato precedentemente, che inizia a trattare un pochino con gli imperiali, è proprio Giovanni Giorgio I. Questo maledetto Giovanni Giorgio I di Sassonia, che inizia a trattare all'inizio a Pirna, che sono un po' i preliminari per quello che, e qua abbiamo la ultima slide, è la pace di Praga del 35. Sinteticamente, insomma, questa pace arriva di fatto a concludere una fase estremamente sanguinosa, come giustamente hai detto te, Andrea, e a porre in essere determinati capi. Intanto risolvere l'annosa e la vexata questione dell'editto di restituzione del 1629. Cioè, poche parole, viene di fatto quasi semi-annullato, possiamo dire, e venne concesso ai protestanti di fatto di tenersi ciò che avevano ciò che avevano preso per sé dal 1627. Questo è un po' era, ok? C'è però un però. C'è un però. È vero che perché una mano lava l'altra, come si dice. È vero che l'editto di restituzione venne di fatto rimase da quel momento in poi lettera morta. Però i protestanti di fatto da quel momento in poi vennero espulsi dalla dieta imperiale. Quindi potevano conservare i loro possedimenti terrieri, ma non avevano più voce in capitolo in quello che era il consiglio imperiale, nel quale loro fino a quel momento avevano potuto portare le loro istanze, e quindi da questo punto di vista sono rimasti fregati. Tra l'altro veniva concessa l'amnistia per coloro che si erano ribellati all'imperatore, ma se appunto avessero cambiato di fatto fazione e fossero ritornati nell'alveo imperiale, allora c'era l'amnistia. Però, come hai detto te, nel senso, i nemici li tengo sempre comunque abbastanza vicini a me, ok? Specialmente se sono in seno al mio regno. Inoltre gli eserciti dei vari potentati avrebbero dovuto teoricamente fondersi in un'unica
forza sotto il controllo dell'imperatore, però anche sta roba rimase lettera morta, e da ultimo tutte le alleanze vennero sciolte, in particolare quelle alleanze tra e vietate che avrebbero dovuto sciogliersi, in particolare le alleanze tra i potentati all'interno dell'impero con attori esterni come era la stessa Svezia. Ti lasci immaginare come gli svedesi potevano recepire la cosa. Certo, svedesi e anche i francesi, che proprio da quest'anno tradizionalmente che si fa poi partire la cosiddetta la cosiddetta fase franco-svedese o fase francese, volgarmente parlando. Cioè la Francia inizia a intervenire direttamente ora sul campo, specialmente ai danni non solo dell'Austria ma anche della Spagna, no? Che porterà poi a Rocroi, insomma lo vedremo poi in un'altra live. Interessante notare che poi 2 anni dopo questa pace muore Ferdinando II d'Asburgo e Ferdinando invece d'Ungheria diventa Ferdinando III Sacro Romano Imperatore, quindi c'è un cambio anche di imperatore, ok? Quindi insomma questo è un po', dopo 2 ore e mezza quasi di diciamo di chiacchiere, quello che è stata brevemente. Diciamo Inoltre la morte nel 1630 basta! Siamo a 3? Siamo a 3. La morte nel 1632 di Sigismondo III, nello stesso anno della morte di suo cugino Gustavo Adolfo, di fatto gli impedì di gloriarsi della possibilità di tornare a unificare il suo reame e separando di fatto da quel momento in poi permanentemente i destini dell'impero svedese da un lato e della confederazione polacco-lituana dall'altro. Assolutamente sì. Comunque, così si conclude, diciamo, questa fase, forse la più famosa e piena di colpi di scena della guerra dei 30 anni, tra l'altro, e c'è la prossima fase che si vedrà però, mi sa, alla fine del prossimo mese con Riccardo Mardegan. Sarà una fase, sì, costellata anche di battaglie, ma specialmente una fase estremamente politica, di vari scambi, di vari accordi, anche per poi arrivare all'ultima live che faremo, cioè quella proprio incentrata su le 2 paci di Westfalia, quella di Münster e di Osnabrück, e poi anche con la futura pace dei Pirenei del 1648, le prime 2, e 59 la seconda. Detto questo, concludendo tutto, io ovviamente ringrazio voi, questi felici pochi, usando Shakespeare, diciamo così, che hanno seguito fino adesso, dopo 2 ore e mezza di live. Ringrazio ovviamente te, Andrea, fucina enorme di conoscenza, ed è stata anche una bellissima chiacchierata questa tra di noi su un argomento che ci appassiona, direi, molto. E a questo punto io oltre a ringraziarvi, vi dico, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete, fate commenti. Per voi è veramente poco, per me è veramente tanto invece, perché supporta da questo punto di vista il mio, non direi lavoro, però sicuramente tutta la preparazione di queste varie live. Quindi io ringrazio di nuovo voi, grazie mille Andrea, ci rivediamo una prossima live ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao.